Per l'ultimo turno di Serie B-Win del 2012, sfida delicatissima allo stadio Romeo Menti. Buon pomeriggio da Massimo Tecca. Tra poco Vicenza-Spezia, due squadre partite con obiettivi diversi ma adesso accomunate dalla sofferenza. Due allenatori in bilico, due allenatori veneti, il trevigiano Breda contro il veneziano Serena. 25 punti per lo Spezia, 19 punti per il Vicenza, in piena zona retrocessione. Tanti motivi di questa partita, ne parleremo strada facendo. Adesso è il momento di dare un'occhiata alle formazioni, cominciando da quella del Vicenza, che presenta due cambi rispetto alla squadra che ha perso a Reggio Calabria per 1-0. Fuori Camisa e Malongà, dentro Pisano e Pinardi. Dunque nel 4-3-3 di Roberto Breda, davanti al portiere Coser, i difensori saranno Brighenti, Martinelli, Pisano e Di Matteo. A centrocampo Padalino, Giandonato e Luca Castiglia. In attacco Semioli, Giacomelli e Pinardi. In panchina, oltre al secondo portiere Pinsoglio, ci sono Mustacchio, Maiorino, Malongà, Plasmati, Zolt, Lacco e Elasci. Questo dunque il 4-3-3 di Roberto Breda, che ha squalificato Camisa e ha indisponibili Gavazzi, Gentili e Rigoni. Per quanto riguarda lo Spezia, sono tre le novità rispetto alla squadra che ha perso 1-0 a Modena. Fuori Lollo, Di Gennaro e Sansovini, dentro Mandorlini, Crisetig e Antenucci. Dunque davanti al portiere Iacobucci i difensori saranno Piccini, Benedetti, Goian e Madonna. A centrocampo Bovo, Porcari e Mandorlini, poi Crisetig alle spalle di Antenucci e Okaka. Questo è il 4-3-1-2 di Michele Serena, che porta in panchina Mozzachiodi, secondo portiere, poi Mario Rui, Lollo, Pasini, Sansovini, Di Gennaro e Izzillo. Curiosamente in panchina ci sono i due migliori realizzatori di entrambe le squadre, e cioè Malongà per il Vicenza 6 gol, Sansovini per lo Spezia 14 gol. Sansovini è anche il capocannoniere del campionato. Questa prima di ritorno, 22esima giornata del campionato di Serie B-Win, è cominciata con l'anticipo delle 12:30. La vittoria dell'Empoli a Reggio Calabria per 3-0 sulla Reggina, con la doppietta di Tavano e il gol di Massimo Maccarone. Alle 18 la partita più importante della giornata sarà al Bentegodi tra Verona e Modena. Ha funzionato la Serie B-Win sotto Natale. Nel turno del 26 dicembre una media di oltre 4.000 persone a stadio, con il picco degli oltre 7.000 che hanno assistito al big match tra Livorno e Sassuolo. Dicevamo del Vicenza in crisi, 3 punti nelle ultime 6 partite, con la squadra risucchiata nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Campanello d'allarme per l'ex allenatore della Reggina Breda, che fu esonerato dagli Amaranto proprio un anno fa alla 21esima giornata. Ha vinto una sola partita delle ultime 14 il Vicenza, che però ha cambiato strada sul piano del gioco nelle ultime partite e oggi sembra insistere sulla squadra che, schierata a Reggio Calabria, ha creato problemi anche a Livorno e a Modena. Non più la palla lunga per Plasmati, l'ariete dell'attacco, che oggi siede in panchina, ma una manovra più ragionata, un gioco più corale, che oggi si esprimerà attraverso il tridente composto da Semioli, Giacomelli e Alex Pinardi. Lo Spezia è nella parte destra della classifica, situazione non preventivata a inizio stagione dal patron Volpi, che voleva e vuole molto di più. È comunque a 5 punti dalla zona playoff, rappresentata dai 30 del Padova. È salito, lo ricordiamo ancora, a quota 33 l'Empoli con la vittoria di Reggio Calabria. Uno Spezia che viene da 2 sconfitte consecutive, ma che ha giocato bene contro il Padova in casa, ha perso 3-2 penalizzato dagli episodi. Ha giocato meno bene nella sfida di Modena, persa per 1-0 contro la squadra di Marconi. L'arbitro è Leonardo Baracani di Firenze, è l'arbitro con il miglior rendimento del girone d'andata di questo campionato. Gli assistenti Vivenzi e Colella, il quarto uomo Merchiori. Tutto pronto per il fischio d'inizio di Baracani. Vicenza nella consueta maglia biancorossa, in completo nero lo Spezia, che gioca questo primo tempo alla vostra destra. Sarà proprio lo Spezia a dare il calcio d'inizio. Spezia, ripetiamo, con la coppia composta da Okaka e Antenucci. Sta fuori il capocannoniere del campionato Sansovini, portato in panchina. Ha avuto problemi ai flessori. Sansovini si è allenato poco in settimana e allora parte dalle riserve. Problemi anche per Lollo. Si parte con il calcio d'inizio battuto
dallo Spezia. Non ha avuto problemi invece Di Gennaro, che però è sembrato un po' in calo nelle ultime partite, e allora gli preferisce nel ruolo di rifinitore Michele Serena. Krisetig, che è il più giovane in campo, classe 93, scuola Inter, alla sua 10ª presenza in questo campionato e anche alla 10ª presenza in assoluto in Serie B. Qui il lancio di Porcari verso Okaka, pallone riconquistato dal Vicenza, che prova subito ad attaccare con Padalino, è riuscito a girare verso Semioli. Stanno arrivando sia Giacomelli che Pinardi, insiste Semioli, perde il pallone e guadagna però il calcio di punizione sull'intervento falloso di Nicola Madonna. Calcio di punizione dunque in favore del Vicenza. Qualche problema per Stefano Giacomelli, che sta zoppicando, mentre fermato il gioco Baracani per controllare le condizioni del giocatore che è rimasto a terra mezzo al campo. Aveva fischiato il calcio di punizione comunque in favore del Vicenza. Abbiamo rivisto la caduta di Madonna, che è rimasto a terra, cade male sul piede di un compagno. Nicola Madonna rimane a terra infortunato, il numero 2 dello Spezia. Neanche 30 secondi di gioco e l'incidente per Nicola Madonna, che è rimasto a terra, viene soccorso. Contrasto non particolarmente violento, è caduto sbattendo faccia contro il piede di un compagno Nicola Madonna ed è rimasto a terra. Gioco fermo praticamente dal primo minuto di gioco, dunque al Menti, partita appena iniziata, e l'incidente a Nicola Madonna che ha provocato la sospensione dell'incontro, caduto praticamente sulla prima palla lanciata in profondità dal Vicenza, che stava attaccando con Semioli, e viene preparata la barella per Madonna, che a questo punto dovrà essere sostituito, che se ripreso conoscenza sta parlando con i suoi soccorritori, ma dovrà abbandonare il terreno di gioco. Colpi alla testa, sempre meglio controllare subito le condizioni del giocatore che lascia il terreno dello stadio Menti. Spezia dunque subito in 10 con Madonna costretto ad uscire dal terreno dello stadio Menti. Calcio di punizione dunque in favore del Vicenza. Pronto a battere Alex Pinardi. Sta già preparando la prima sostituzione Michele Serena. Calcio di punizione in favore del Vicenza, fallo su Semioli. Madonna ha lasciato il terreno di gioco. Capitano diventa Filippo Porcari, che era il vice di Nicola Madonna, che ha abbandonato il campo per infortunio. E arriva subito il cambio con Mario Rui sul terreno di gioco al posto di Madonna. Primo cambio dunque, siamo al quinto minuto di gioco, in realtà si è giocato solo qualche secondo, è uscito per infortunio Nicola Madonna, al suo posto Mario Rui. Pinardi che batte subito in mezzo all'area di rigore, il pallone portato fuori da Antenucci, prova a restare in attacco il Vicenza, colpo di testa di Mandorlini, poi il tiro di Giandonato a gioco fermo, e dunque dopo 3 minuti di gioco è stato costretto subito Serena ad effettuare il primo cambio. Fuori Nicola Madonna, che si è fatto male, al suo posto Mario Rui.
E adesso prova a ripartire lo Spezia. Movimento di Gojan, prende la stessa posizione Mario Rui di Madonna sulla fascia sinistra della difesa dello Spezia. Qui Okaka, ancora Okaka che prova a liberare Antenucci, la palla non passa, ha recuperato il Vicenza, scivolata di Giandonato e poi la prima azione d'attacco per Mario Rui. Prova il cross a cercare Antenucci, Okaka, la palla è troppo lunga per entrambi, prova ad andare a riprenderla Bovo, palla sul fondo nello Spezia, lo ricordiamo è squalificato Garofalo, rientra Antenucci dopo l'attacco febbrile. Ripetiamo, Sansovini fuori per noie ai flessori. In difesa con la conferma di Piccini sulla fascia destra aveva costretto al cambio di corsia laterale Madonna, passato a sinistra ma rimasto in campo soltanto pochi secondi. L'infortunio ha costretto Serena, l'infortunio di Madonna ha costretto Serena a far entrare al suo posto Mario Rui. Qui iniziativa dello Spezia con Piccini che è stato fermato, la rimessa laterale in favore del Vicenza, accompagnato il pallone fuori Simone Benedetti per la rimessa da parte di Iacobucci. È stato molto bravo Iacobucci contro il Modena, ha parato un rigore a Moretti, non è riuscito a ripetere il miracolo sull'altro rigore, quello di Ardemagni, che ha deciso la partita. In ogni caso si è fatto ampiamente perdonare l'errore compiuto contro il Padova, la punizione di Cutolo che era praticamente sfuggita via dalle mani del portiere dello Spezia. Okaka, una buona fase di campionato per Stefano Okaka, che ha perso il pallone, recuperato però da Bovo. Piccini, c'è già Okaka all'interno dell'area di rigore, ancora lo sprint con il cross, non ci arriva Antenucci, palla troppo lunga sia per Okaka che era sul primo palo sia per Antenucci. Poi il rinvio con il controllo di Porcari, Mandorlini, fermato Mandorlini, raddoppio di marcatura, poi arriva Mario Rui, l'intervento dell'arbitro, calcio di punizione per fallo su Semioli, già il secondo calcio di punizione guadagnato dall'ex. Giacomelli che si è rialzato, calcio di punizione in favore del Vicenza, pronto a battere Martinelli, difensore centrale e capitano della squadra di Roberto Breda. Giacomelli, Semioli, sono scontrati Giacomelli e Semioli con il risultato di regalare il pallone a Gojan per la battuta lunga verso Okaka. Si infila Okaka in mezzo ai due centrali, ancora Okaka, destro sul fondo, calcio d'angolo, il primo della partita e subito una palla gol per lo Spezia con Stefano Okaka. 3 gol in questo campionato per il ragazzo di Castiglion del Lago, classe 89, nato da genitori nigeriani. Qui un gran tiro di Okaka, che comunque italiano a tutti gli effetti, palla mandata in calcio d'angolo e dunque prima palla gol per lo Spezia. È andato in area Benedetti, la palla non passa, prova a partire Giacomelli, rimpallo favorevole ancora per Giacomelli e palla che poi finisce in fallo laterale per la rimessa del Vicenza. Giacomelli, che oggi è il centravanti della squadra vicentina, è un attaccante perugino di Foligno, classe 90. L'anno scorso ha iniziato la stagione a Pescara con Zeman e Sansovini, poi dopo 6 presenze a gennaio è andato a giocare a Terni, 10 partite l'anno scorso in prima divisione e questa è la prima stagione a Vicenza. È stato uno dei più attivi Giacomelli nella sfida persa a Reggio Calabria. Fermato Antenucci, c'è calcio di punizione ma rimessa laterale in favore dello Spezia. È pronto Piccini, in area per ora soltanto Okaka, prova a liberarsi Bovo, ancora Piccini, Krisetig, Antenucci, prova il passaggio di ritorno ancora per Krisetig, riparte con Mandorlini lo Spezia, Mario Rui, Porcari, Piccini, assiste Piccini, ancora un cross troppo lungo per tutti. Sembra sapere come arrivare pericolosamente dalle parti di Koser lo Spezia, ma troppo potenti finora i cross a cercare gli attaccanti.
finisce a terra Semioli, il fallo è di Mario Rui, calcio di punizione a favore del Vicenza. Sono passati i primi 10 minuti, ce ne saranno almeno 4 di recupero per l'infortunio capitato a Nicola Madonna, che ha costretto all'abbandono il capitano dello Spezia, sostituito da Mario Rui. Benedetti, Okaka, Bovo, scatto di Antenucci, prova Antenucci a calciare e come Okaka manda il pallone in curva. Circa 200 i tifosi che accompagnano lo Spezia in questa trasferta. Spezia che, ricordiamo, fuori ha vinto soltanto una volta, anche se è stato un successo di prestigio, 5-1 a Livorno l'8 ottobre. Qui l'errore di Porcari, malinteso con Antenucci, un po' troppo precipitoso. Porcari non è riuscito a servire il suo compagno, anche se c'è stata una deviazione. E adesso lo scatto di Giacomelli. Stanno arrivando sia Pinardi che Semioli. Ancora Giacomelli fermato. Palla buona, la tiene in campo Bovo, non c'è stato fallo, si sta per rialzare Giacomelli, rinvio di Bovo, il colpo di testa di Pisano, torna in avanti il Vicenza con Di Matteo, poi stava rientrando Giacomelli dal fuorigioco, palla sul fondo e rimessa da parte di Iacobucci. Calcio di punizione per lo Spezia, l'ha battuto Porcari. Bovo, ancora Porcari. Benedetti. Buono l'anticipo da parte di Giandonato, il lancio in profondità per Giacomelli. Ancora Giacomelli, prova a liberarsi in posizione di ala, stava rientrando per calciare sul destro Giacomelli, non ha trovato lo spazio. Allora la profondità di Padalino sul lancio di Giandonato, non è riuscito il passaggio di ritorno, torna in avanti lo Spezia con Okaka. Insiste Okaka di forza, è andato via Pisano, ancora Okaka, c'è Antenucci all'interno dell'area di rigore, Bovo è arrivato, sta arrivando anche Krisetig, insiste Okaka, prova a puntare di nuovo Pisano, Okaka, la palla passa dopo la respinta del portiere ma non ce la fa Antenucci, vicinissimo al gol lo Spezia ancora con Okaka. Alla fine il rinvio in calcio d'angolo, azione prepotente di Stefano Okaka, alla fine il rinvio in fallo laterale, la rimessa è stata già effettuata verso Porcari, spiovente di Porcari e intervento sicuro di Koser. Un'altra opportunità dunque per lo Spezia, la terza palla gol, ma forse quella più importante con Stefano Okaka. Ha fermato il pallone senza trattenerlo Koser, poi il rinvio dei suoi difensori, ma la palla ballava pericolosamente dalle parti di Antenucci. Padalino prova a mettere dentro Padalino, ha rinviato Porcari, ancora Padalino, Mandorlini, chiusura elegante senza buttare via il pallone, c'è rimessa laterale già effettuata dal Vicenza. Padalino, insiste Padalino, prova a mettere il pallone dentro, ferma Porcari e poi rinvia subito. In attacco la formazione di Roberto Breda, rimessa già effettuata, ha provato Semioli, poi Padalino allontana Mandorlini, prova a partire Antenucci, Martinelli recupera, fuori gioco segnalato per Marco Padalino, si è alzata la bandierina dell'assistente Vivenzi, calcio di punizione in favore dello Spezia, pronto a battere Goyan, rientrato 2 settimane fa dai 4 turni di squalifica. Si continua a parlare di un suo possibile trasferimento ai Rangers di Glasgow, di un ritorno per fine prestito anticipato ai Rangers di Glasgow. Vedremo quale sarà la decisione dello Spezia. Si attendono con curiosità le mosse sul mercato della squadra del patron Volpi. Bovo, sovrapposizione di Piccini, Piccini prova a mettere dentro, ancora Piccini, tocca lui per ultimo il pallone, c'è rimessa dal fondo per il Vicenza. All'andata questa partita finì 2-1 per lo Spezia, era il 25 agosto, doppietta di Sansovini, prima in apertura, primo gol dopo 5 minuti, il secondo al minuto 92, in mezzo il momentaneo pareggio di Giacomelli, fu
Dunque un inizio di grande entusiasmo per lo Spezia, che era stato segnalato già dalle operazioni di mercato d'estate come una delle squadre protagoniste di questo campionato di Serie B Win. Partito bene lo Spezia, poi ha rallentato la sua corsa e adesso, come detto, si trova a 5 punti comunque dalla zona playoff. Messa laterale in favore della squadra di Michele Serena, il tentativo di Krisetig, Okaka, ancora Krisetig, Antenucci, Okaka, Bovo non riesce a far passare per Krisetig, ma la palla è buona per Porcari, Mandorlini, Mario Rui, Porcari, Gojan, intervento in anticipo da parte di Brighenti, Padalino, terra Padalino, il fallo è di Mandorlini. C'è una importante differenza anagrafica fra queste due squadre, 5/30 nel Vicenza, Coser, Martinelli, Pisano, Padalino, Pinardi e Semioli, sono 5 giocatori sopra i 30 anni, mezza squadra, mentre dall'altra parte ci sono un ragazzo del 91, 2 del 92, 1 del 93 che è appunto Lorenzo Krisetig, scuola Inter, che è del 93. Okaka è stato fermato irregolarmente da Pisano, calcio di punizione per lo Spezia, superato anche il primo quarto d'ora del primo tempo, 1-0, 0-0, punteggio tra Spezia e Vicenza, 16 minuti. Ma ripetiamo, ci saranno almeno 4 minuti di recupero dopo l'infortunio di Madonna, che è uscito lasciando il posto a Mario Rui. Benedetti, Gojan, si sta allargando Mario Rui, ancora Benedetti, lancio lungo per Antenucci, Antenucci riceve il pallone da un avversario, era Pisano, si era staccato dalla marcatura di Okaka, lancio per Giacomelli, finisce in fallo laterale, la rimessa sarà dello Spezia, Benedetti lascia il pallone a Piccini, Porcari, ancora Piccini, Gojan, davanti il Romeno, ex Palermo, fa passare Okaka, Antenucci non riesce ad infilarsi nel corridoio, contrasto, non era con Martinelli ma con Brighenti, ma non è riuscito ad infilarsi Antenucci e riparte il Vicenza proprio da Brighenti. Semioli, l'anticipo di Mario Rui, ci sarà rimessa laterale ancora in favore del Vicenza, ancora con Nicolò Brighenti, uno dei più giovani della squadra vicentina, classe 89, il più giovane in assoluto è Gian Donato del 91 e poi c'è Giacomelli del 90. La rimessa laterale è affidata ancora al portoghese Mario Rui. Antenucci, Martinelli, rischiato Baracani, un calcio di punizione in favore del Vicenza, intervento precedente col braccio da parte del giocatore dello Spezia, punizione già battuta all'indietro da Martinelli verso Coser. Salta Giacomelli, lo anticipa Gojan, Antenucci, poi Gian Donato che era riuscito ad effettuare il break, arriva Piccini, Krisetig, anticipato però Krisetig, è ripartito ancora Pinardi, Gian Donato, Semioli, l'inserimento di Padalino, insiste Semioli, prova a superare due avversari, fermato da Porcari, insiste il Vicenza che ha un giocatore a terra, si tratta di Pinardi che si sta rialzando, fallo di Mandorlini su Padalino e punizione per il Vicenza. Intervento falloso da parte di Matteo Mandorlini, titolare da Lanciano in poi al posto di Porcari. 13 le presenze di Matteo Mandorlini finora in campionato, abbiamo rivisto intanto il suo intervento falloso su Padalino, è pronto a battere Pinardi. All'interno dell'area di rigore Giacomelli, Semioli, ovviamente solo Pisano è rimasto nei pressi della metà campo, è salito anche Martinelli, Semioli sul fondo, il colpo di testa,
si fa vedere dunque anche il Vicenza con il colpo di testa di Franco Semioli. Già effettuata la rimessa da Iacobucci, dopo 3 occasioni per lo Spezia arriva anche il colpo di testa di Semioli, lasciato abbastanza libero dalla difesa spezzina. Palla sul fondo, Okaka, profondità per Antenucci, l'invito all'azione per Mario Rui. Ancora Mario Rui dentro la finta di Krisetic, Okaka, ancora Okaka, c'era però un intervento col braccio da parte di Stefano Okaka, impossibile non fermare il gioco, più o meno dice l'arbitro Baracani a Stefano Okaka. Rivediamo l'intervento col braccio di Stefano Okaka, calcio di punizione, ha visto tutto Baracani, calcio di punizione che sta per battere Koser. Sempre però pericolosa la presenza di Stefano Okaka all'interno dell'area di rigore vicentina. Siamo al 21esimo del primo tempo, sempre 0-0. Tanto si è ripreso Pinardi dal precedente infortunio, l'appoggio di Di Matteo. Si va ad inserire Pinardi, pronto Giacomelli, in area c'è anche Semioli, ancora Pinardi, le finte di Pinardi, palla col sinistro. Era fuori il pallone, ma la deviazione era stata del difensore dello Spezia, quindi primo calcio d'angolo in favore del Vicenza. Primo calcio d'angolo in favore del Vicenza con Padalino che va a saltare all'interno dell'area di rigore. C'è anche Giandonato, già battuto l'angolo. Occhio a Padalino, a Giandonato. Palla messa dentro, la porta fuori Okaka. Il rinvio di Okaka però difettoso, perché scatena un'altra azione d'attacco da parte del Vicenza. Chiude tutto Gojan, grande presenza del romeno che ha valutato benissimo il traversone. Poi ancora un rinvio da parte di Piccini, sta attaccando ancora Pinardi, alla fine il rinvio nuovamente di Gojan, azione pericolosa del Vicenza. Adesso Okaka prova a lanciare Antenucci, insiste Antenucci, sta rientrando da solo Antenucci, non riesce però a saltare Pisano. Molto decisa finora la prova di Marco Pisano, qui fuori gioco, il calcio di punizione per lo Spezia, fuori gioco di Giacomelli, questo secondo l'arbitro Baracani. Hanno protestato in parecchi nel Vicenza per questo fuorigioco attribuito a Giacomelli. Calcio di punizione in favore dello Spezia, sta per battere Benedetti. Antenucci, Bovo in area, Krisetic prova a correggere di testa, Okaka, l'uscita di Koser. Era stato molto bravo Krisetic a toccare il pallone corto all'altezza del primo palo per l'inserimento di Okaka. Bravo anche Koser a intuire tutto e a fermare l'iniziativa spezzina. È ripartito il Vicenza con Di Matteo, il tocco all'indietro da parte di Castiglia, poi lancio in profondità sul quale interviene Benedetti. Bovo, palla troppo lunga per tutti, c'è imprecisione negli appoggi dello Spezia quando va ad attaccare, spesso palloni fuori misura per gli attaccanti. Semioli, Brighenti, Pinardi, ancora Pinardi prova a lanciare dentro Giacomelli, insiste Giacomelli, prova il cross deviato, ancora un angolo per il Vicenza. Sta crescendo la squadra di Roberto Breda, 2 angoli collezionati negli ultimi minuti. Qui va a battere Semioli. Pratica solo Brighenti e Pisano fuori dall'area di rigore, palla battuta verso Pinardi e poi l'anticipo di Antenucci che ha fermato il possibile tiro di Padalino. Prova a partire Porcari, lo ferma Brighenti, insiste Porcari, palla buona, se ne va Porcari, 2 contro 2 con Antenucci, c'è Porcari dall'altra parte, sta arrivando Bovo, Antenucci fermato da Pisano, primo giallo della partita è per Marco Pisano. Sa se voleva addirittura il rosso Antenucci, ma per l'arbitro è cartellino giallo, ammonito Pisano. Stiamo rivedendo il fallo al 25esimo del primo tempo, ammonito Pisano che non è tra i diffidati. Primo giallo dunque per Marco Pisano, saltato netto da Antenucci su assist di Porcari.
Calcio di punizione a favore dello Spezia, ripetiamo, ammonito Pisano, che non è tra i diffidati. Sul pallone Krisetig, ma si sta sistemando il pallone sul punto di battuta Porcari. Cinque uomini in barriera, era arretrato, era pronto ad arretrare anche Giacomelli. Krisetig, destro di Porcari, gran gol di Porcari, vantaggio per lo Spezia, 1-0, una sassata di Filippo Porcari che porta in vantaggio lo Spezia al 26esimo del primo tempo. È il primo gol in campionato per Filippo Porcari, l'ex centrocampista del Novara. Ha segnato un gran gol, punizione violentissima, eccolo il destro di Porcari, niente da fare per Koser e Spezia in vantaggio dopo 26 minuti. Davvero un gran gol quello di Filippo Porcari, sassata imprendibile e vantaggio firmato appunto Porcari alla sua 89esima presenza in B, gol numero 4, il primo stagionale. Potrebbe essere molto importante il gol di Porcari per la squadra di Michele Serena. Indubbiamente lo Spezia aveva fatto vedere qualcosa di più in fase offensiva rispetto al Vicenza in questi primi minuti. Al 26esimo è arrivato il gol di Porcari per il vantaggio della squadra di Serena. Vediamo la risposta del Vicenza in questo calcio di punizione affidato a Brighenti. Giacomelli va ad accompagnare Padalino, insiste Giacomelli fermato da Mario Rui. Mario Rui finisce per perdere il pallone, Giacomelli lo mette in mezzo, ha fermato Gojan, Semioli, cross allontanato da Bovo, poi ancora Padalino, attaccato da Okaka, poi da Mario Rui, riesce a mettere dentro, deviazione e palla sul fondo, il tentativo di Semioli, finora l'uomo più pericoloso della squadra di Breda. Palla che però è terminata sul fondo. Abbiamo rivisto il tentativo di Semioli che era comunque tenuto lì da Gojan. Dunque alla quarta palla gol è passato lo Spezia con il calcio di punizione battuto con grande potenza da Porcari. Okaka prolunga per Antenucci, in vantaggio Brighenti. Palla è fuori, la rimessa laterale è in favore del Vicenza con Brighenti. Semioli lotta con Mandorlini, rinvio di Porcari, poi Bovo, Antenucci, colpo di tacco per Bovo, accompagna centralmente Krisetig, se ne va Bovo, palla dentro troppo lunga mentre c'era Okaka liberissimo a sinistra. Bovo ha preferito andare centrale, cercare l'inserimento di Krisetig, ma lo ha fatto con un pallone troppo lungo e allora riparte il Vicenza con Giandonato, Di Matteo, Giacomelli, la finta di Giacomelli per ingannare Benedetti. E calcio d'angolo, il terzo in favore del Vicenza. Va a battere Pinardi, in area è salito Martinelli, è salito naturalmente Padalino, c'è anche Giandonato che va sul primo palo e proprio nei confronti di Giandonato e Piccini si concentrano le attenzioni dell'arbitro Baracani. Movimento Giacomelli, movimento di Giandonato sul primo palo, il pallone è stato messo fuori, arriva Pisano, spiovente di Pisano a cercare Giacomelli, si è scontrato con un compagno Giacomelli, si trattava di Martinelli, è rimasto a terra e fa bene Baracani a interrompere il gioco, a terra Giacomelli. Caso di chiamare subito in campo i soccorsi perché c'è stato un altro colpo alla testa, proprio come quello che ha costretto all'abbandono in apertura di partita Madonna, sostituito da Mario Rui. A terra Giacomelli, autore di 2 gol in questo campionato, ha fermato tutto Baracani, ha fatto bene, sarà ancora più lungo il recupero
perché dopo i circa 3-4 minuti di stop per l'infortunio a Madonna adesso si è fatto male anche Giacomelli. Quadrato Michele Serena, ieri ha ricevuto alla Spezia la visita di Marcello Lippi. È andato Lippi a salutare sia Serena, suo giocatore all'Inter nella stagione 99-2000, sia il direttore sportivo Nelson Ricci. Qui ha rimesso in gioco l'arbitro Baracani, mentre è ancora fuori Giacomelli, che sembra però pronto a rientrare. Attacca Porcari, scambio con Bovo. Goian, pronto a rientrare Giacomelli. Lancio del romeno Antenucci, Mandorlini. Ancora Antenucci, c'è Okaka al centro dell'area di rigore, insiste Antenucci, prova a rientrare Antenucci, Mandorlini, che occasione per lo Spezia. Poi il rinvio da parte di Padalino proprio per Giacomelli, che è appena tornato in campo e che trova la deviazione di Goian per la rimessa laterale in favore del Vicenza. Ancora una palla gol per lo Spezia, creata dalla vivacità di Mirko Antenucci. Padalino era pronto a scattare Semioli, intervento di Mandorlini e calcio di punizione. Mandorlini fermato con le cattive. Padalino aveva colpito il pallone, Mandorlini poi ha anche provocato la caduta di Padalino. Di Matteo, Pinardi, ancora Pinardi, insiste Pinardi, prova a calciare, è stato Giacomelli a respingere il pallone, ci riprova Castiglia. Adesso Di Matteo, cerca Di Matteo di mettere il pallone in area, alla fine non trova neanche il calcio d'angolo, guadagna invece un calcio di punizione lo Spezia per l'intervento falloso proprio di Di Matteo nei confronti di Bovo. Ottima la chiusura difensiva del centrocampista dello Spezia, Andrea Bovo. Abbiamo rivisto il suo affondo fermato proprio dal fallo di Luca Di Matteo. Calcio di punizione già battuto da Iacobucci. Castiglia, Di Matteo, ancora Castiglia, Pinardi finito a terra e guadagna un calcio di punizione Giacomelli. Il fallo di Piccini, punizione in favore del Vicenza, è pronto a battere Giandonato. Da ripetere il calcio di punizione che Pinardi aveva provato a battere puntando sul fattore sorpresa. Baracani gli ha detto devo fischiare io, e allora tutto da rifare per Pinardi e adesso va a presidiare proprio quella fascia sinistra che era stata lasciata incustodita Filippo Porcari, l'autore del gol con cui lo Spezia è in vantaggio. Pinardi all'interno dell'area, Okaka mette fuori, Padalino sul fondo, il tiro di Marco Padalino, centrocampista svizzero classe 83, calciato fuori. Paradossalmente, ma succede spesso nel calcio, il gol dello Spezia è arrivato nel momento migliore del Vicenza, quello in cui, vinta un'iniziale timidezza, la squadra di Breda si era fatta vedere con maggiore convinzione e un paio di conclusioni verso la porta di Iacobucci. Gran gol comunque quello di Porcari su calcio di punizione, il primo in questo campionato per l'ex Novara. Giacomelli fermato dall'intervento di Goian. Bovo, può partire Piccini, è rimasto a terra Giacomelli, è rimasto a terra anche Goian. Si continua a giocare con Bovo e adesso il Vicenza che ha ottenuto il break parte con Castiglia. Pinardi, si è rialzato Giacomelli, Castiglia, sta arrivando anche Semioli, sta arrivando anche Di Matteo, prova a mettere in area Castiglia. Giacomelli finisce a terra, recupero da parte di Antenucci. Mario Rui, finisce a terra anche il portoghese, non c'è fallo di Semioli che rilancia l'azione di Padalino, chiede la palla lunga a Giacomelli, ferma tutto Mandorlini, arriva Semioli a terra, fallo e giallo per Antenucci. Intervenuto in ritardo l'attaccante ex Catania, giallo per Antenucci, neanche lui è diffidato. Primo cartellino dunque per lo Spezia che arriva al 35esimo del primo tempo. Gli ammoniti sono Pisano per il Vicenza e Antenucci per lo Spezia. Abbiamo rivisto l'intervento in ritardo su Semioli, è pronto a battere Giandonato, salito Martinelli, c'è naturalmente Padalino al limite dell'area per
provare eventualmente il suo tiro da fuori. C'è Giacomelli che è il più vicino alla porta, si allontana Pinardi, 2 uomini in barriera e adesso Giandonato lascia il pallone proprio ad Alex Pinardi. Cortissima la rincorsa di Pinardi, solite baruffe all'interno dell'area di rigore con il movimento di Castiglia, prova un blocco all'interno dell'area di rigore, ecco lo spiovente, colpo di testa tentato da Castiglia, poi il rinvio di Okaka, Brighenti prova a rimettere dentro, Gojan, la rovesciata di Mandorlini, ancora Brighenti, ha provato a girare il pallone per Padalino, insiste Padalino, la mette sull'esterno della rete e c'è rimessa dal fondo per Iacobucci. Continua però, non sentendo il peso psicologico del gol di Porcari, il Vicenza ad attaccare. Questa è la strada da seguire per la squadra di Roberto Breda quando mancano 9 minuti più recupero alla fine del primo tempo. Okaka fa passare il pallone per Antenucci, Krisetig, ancora Antenucci, è stato ammonito poco fa l'ex attaccante del Catania, fermato Krisetig dall'intervento in scivolata del difensore ex Torino Pisano e qui va a riportare la calma sulla panchina di Breda l'arbitro Baracani, che poi ammonisce Giandonato. Diventano 2 gli ammoniti del Vicenza dopo il giallo per Pisano, anche quello per Giandonato che era andato a protestare, e dunque l'ammonizione per Giandonato al 36esimo del primo tempo. Era andato a redarguire uno dei collaboratori di Breda sulla panchina del Vicenza, l'arbitro Baracani, si è avvicinato Giandonato e ha protestato, giallo per il centrocampista che era l'anno scorso a Lecce, Castiglia, Di Matteo. Ancora Castiglia, palla di ritorno per Di Matteo, ferma tutto Piccini, ancora Piccini, laterale destro, scuola fiorentina, Okaka a terra sull'intervento di Pisano, tutto regolare per l'arbitro che fa giocare, finisce a terra e guadagna un altro calcio di punizione per il Vicenza, anche Di Matteo, pronto a battere Martinelli. Giandonato, Brighenti, chiede la palla, veniva incontro Padalino, Semioli, spiovente di Semioli, Giacomelli prova la deviazione di testa, la palla taglia tutta l'area. Finisce sul fondo, ci sarà rimessa per Iacobucci, tentativo di Castiglia di fermare il pallone, non è riuscito, c'è rimessa dal fondo per Iacobucci quando siamo arrivati al 38esimo del primo tempo. Vicenza 0, Spezia 1 per effetto del gol di Porcari su punizione. Krisetig, Okaka, Martinelli, ora Martinelli, Giacomelli, terra Giacomelli, c'è rimessa laterale però non calcio di punizione in favore del Vicenza. Pinardi va a cercare ancora Giacomelli, l'anticipo di Piccini, poi Mandorlini che a sua volta ha anticipato Padalino, buon recupero però di Padalino, ancora lo spiovente per Semioli, Iacobucci con i pugni sulla testa di Semioli, ottimo l'intervento del portiere spezzino Iacobucci, poi Antenucci recupera su Brighenti, cerca lo scambio con Mario Rui, la palla resta vicina alla bandierina, l'ha riconquistata il Vicenza, Padalino, Semioli, Semioli attaccato da Mandorlini, ferma tutto Baracani e chiede scusa, ha aderito alla segnalazione del suo assistente Vivenzi. Un po' si dovrebbe riprendere con il pallone assegnato al Vicenza, pallone che è da cambiare evidentemente, vediamo, no, va a scodellare l'arbitro Baracani, chiesto scusa alle due squadre, evidentemente doveva fermare il gioco prima, non lo ha fatto e adesso va ad effettuare la rimessa l'arbitro Baracani con Okaka sul pallone e Brighenti.
E rivediamo ancora la rottura della bandierina d'angolo che deve essere ovviamente sostituita. Non ha potuto perciò far continuare il gioco l'arbitro Baracani per la rottura della bandierina d'angolo, che deve essere o sostituita o riparata, e si allunga ulteriormente il tempo di recupero. Dovremmo essere a questo punto sui 6 minuti. È la rottura della bandierina che ha provocato questa terza interruzione, con Okaka che restituisce il pallone al Vicenza. Con le mani Brighenti. Il lancio di Pisano, colpo di testa di Pinardi, sta arrivando Castiglia, l'anticipo di Benedetti, poi Mandorlini, prende col braccio Mandorlini, c'è calcio di punizione in favore del Vicenza, già battuto verso Giacomelli. Sta arrivando in area di rigore Semioli, insiste Giacomelli, lo ferma Mandorlini, riparte Matteo Mandorlini, ottimo l'inserimento di Mandorlini, molto bravo qui, fa passare il pallone in mezzo a due avversari, c'è Krisetig, si sta liberando Antenucci, la palla viaggia verso Okaka, ancora Okaka, prova a liberarsi, Okaka per il destro, cerca di metterla dentro per Antenucci, poi arriva Bovo, finita però l'azione dello Spezia, già ripartito il Vicenza con Pinardi. Giacomelli, sta arrivando centralmente Castiglia, insiste Giacomelli, va da solo, mette dentro ma non c'è nessuno e la palla taglia tutta l'area di rigore, arriva Semioli, ancora Semioli, ecco lo spiovente sul quale allontana prolungando in angolo Piccini, calcio d'angolo per il Vicenza, sarà il quarto tiro dalla bandierina per la squadra di Roberto Breda al 42esimo del primo tempo, sempre con lo Spezia in vantaggio grazie al gol di Porcari. Sta per battere Pinardi, occhio a Gian Donato, occhio a Martinelli che prova la deviazione, Mandorlini, poi il tentativo di Di Matteo, ancora Di Matteo, prova Di Matteo fermato da Gojan, possibilità adesso per Antenucci, se ne va in velocità Antenucci, lo ferma Brighenti e va incontro all'inevitabile cartellino giallo per Brighenti. È il terzo nome del Vicenza iscritto sul registro degli ammoniti e questo è un giallo pesante perché Brighenti era diffidato e salterà la trasferta di Cesena in programma sabato 26 gennaio alle 15, data di ripresa del campionato di Serie B Win. In realtà sono ancora da stabilire posticipi e anticipi di quella che sarà la seconda giornata di ritorno. Giallo dunque per Brighenti che era in diffida e salterà la trasferta di Cesena. Qui c'è intanto un rinvio di Koser, rimessa laterale in favore dello Spezia. Antenucci, Mandorlini, palla passa con una deviazione, la recupera Krisetig, Antenucci anticipato, prova a ripartire Giacomelli, attaccato, poi affida a Brighenti per il rinvio, era stato attaccato da Gojan, palla recuperata da Benedetti, Porcari, ancora Benedetti, Mario Rui, Antenucci prova a farla passare per Krisetig, ancora Krisetig che cerca di liberarsi, Krisetig, la respinta di Koser, poi Okaka e la parata in due tempi da parte di Koser. Lo Spezia vicino al raddoppio, prima con la combinazione Antenucci-Krisetig e poi con Okaka sulla respinta del portiere vicentino. È ripartita la squadra di Breda con Brighenti, Semioli, ancora Brighenti, la palla lunga verso Giacomelli, anticipato da Gojan, sta arrivando Castiglia ma arriva prima Bovo, poi Benedetti, con calma ed eleganza Simone Benedetti verso Piccini, Bovo, Krisetig, Porcari, l'inserimento di Piccini che ha tanta libertà adesso sulla fascia destra, eccolo lo spiovente lungo per Okaka, colpo di testa e grande intervento di Koser in calcio d'angolo su Mandorlini. Lo Spezia vicino al 2-0 con Mandorlini, grande risposta di Koser in angolo, sarà il secondo calcio d'angolo per lo Spezia. Mandorlini ha sfiorato il 2-0.
Adesso Coser affida il pallone a Porcari, mentre rivediamo colpo di testa di Mandorlini e grande risposta di Coser che accompagna il pallone in angolo. Era già in caduta il portiere. Battuto Porcari dalla bandierina, Coser anticipato e arriva il 2-0 dello Spezia. Ha raddoppiato lo Spezia con Benedetti, 2-0, la firma di Benedetti sul raddoppio dello Spezia. Ha segnato Simone Benedetti ed è il 2-0 per Benedetti. Si tratta del primo gol in campionato, come per Porcari. Grande colpo di testa in anticipo su Coser che valuta male la traiettoria e trova Benedetti pronto alla deviazione. Figlio d'arte Simone Benedetti, papà difensore per tanti anni con la maglia granata nel Torino, e lui è cresciuto proprio al Philadelphia nel settore giovanile del Torino. Adesso realizza il primo gol del suo campionato proprio mentre stava scadendo il tempo regolamentare. 2-0 dunque, con la firma di Benedetti. Ha raddoppiato lo Spezia, che meritava ampiamente questo 2-0 per quello che ha fatto vedere questa prima frazione di gioco allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Intanto arriva il calcio d'angolo numero 5 per il Vicenza, la squadra di Roberto Breda, sullo spunto di Giacomelli. Ecco lo spiovente allontanato da Antenucci. Apertura di Pisano. Pinardi, spiovente di Pinardi, rimpallo su Mandorlini e poi Martinelli che manda alto da 2 passi. Che occasione per la squadra vicentina con il capitano Daniele Martinelli, calciato altissimo da 2 passi. Poteva essere l'occasione buona per riaprire la partita. Daniele Martinelli, dopo il doppio rimpallo col sinistro, va in forbiciata con grande sicurezza e manda sul fondo. Poteva essere il gol del 2-1, poteva riaprire la partita, invece rimane sotto di 2 gol il Vicenza dopo il raddoppio di Benedetti. Ancora Martinelli attaccato da Krisetig. Di Matteo, Pinardi, Giacomelli, poi Castiglia che scivola, una deviazione, stava per arrivare l'autogol e invece arriva il calcio d'angolo per il Vicenza. Abbiamo rivisto l'intervento di Mario Rui, sesto angolo per il Vicenza, stava per arrivare l'autogol di Mario Rui, si è lanciato per anticipare, ecco, il tiro di Castiglia che stava cadendo e poi l'intervento di Mario Rui. Palla in calcio d'angolo, qui rinvio di Gojan, si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Vicenza. Si avvicina Pinardi, Di Matteo sta per incaricarsi di questa rimessa in gioco. Pinardi, Giacomelli, ancora Giacomelli, ha provato a far passare il pallone, ottima la chiusura di Bovo. Adesso Antenucci, Bovo non può arrivarci, naturalmente Piccini. Rimessa laterale già effettuata dal Vicenza. Martinelli e Brighenti, Pisano, Di Matteo, sfiorato il gol del 2-1 poco fa Martinelli in acrobazia. Giacomelli, ancora Giacomelli che va al cross, Padalino anticipato da Porcari, poi la palla buona per Pinardi che calcia sul fondo. La seconda palla gol in 2 minuti per il Vicenza, prima con Martinelli a centro area, adesso con Alex Pinardi. Per entrambi problemi di mira, ma è stato soprattutto Martinelli a mancare il colpo che poteva davvero rimettere in corsa il Vicenza. Qui intanto abbiamo rivisto il destro di Alex Pinardi sul fondo. Okaka, Mario Rui, alla lunga sulla quale Brighenti, Pisano non sapevano come intervenire. Brighenti pressato da Okaka regala il pallone ad Antenucci, poi Krisetig, Okaka chiude Martinelli, Semioli, la rimessa laterale sarà in favore del Vicenza, è già pronto Brighenti. Martinelli, Di Matteo, Pinardi, ancora Di Matteo,
Giacomelli aggancia ma non riesce a tenere lì il pallone che Mario Rui lancia verso Okaka, chiude Martinelli. Di Matteo, e scadono i 5 minuti di recupero decisi dall'arbitro Baracani. Finisce il primo tempo allo Stadio Menti sul punteggio di 2-0 per lo Spezia, uno Spezia molto sicuro del fatto suo, ha colpito al 26esimo con Porcari e poi con Simone Benedetti, errore del portiere vicentino Coser. Il Vicenza ha avuto l'occasione per riaprire i giochi ma non ce l'ha fatta né con Pinardi né con il suo capitano Martinelli. Super spot. Ultima partita dunque del 2012 per quanto riguarda la Serie B-Win. Ha funzionato l'esperimento di far scendere in campo i giocatori del torneo cadetti sotto Natale. Nel turno del 26, come detto, una media di oltre 4.000 presenze a stadio, con il picco degli oltre 7.000 che hanno assistito al big match tra Livorno e Sassuolo. Un esperimento voluto dal presidente uscente Andrea Abodi e che è destinato ad avere un seguito anche in futuro. Serie B-Win riprenderà nel fine settimana del 26 gennaio. Il Vicenza sarà impegnato al Dino Manuzzi contro il Cesena, mentre lo Spezia riceverà la visita del Verona. Grande partita dunque in programma al Picco a fine gennaio per la seconda di ritorno del campionato di Serie B-Win. Tornano in campo le squadre, vediamo che c'è subito una novità da parte del Vicenza con Lasco che entra sul terreno di gioco, centrocampista ungherese classe 86. Esce Di Matteo. Questa è la prima novità da parte di Breda. Vicenza sostituisce il numero 27 Di Matteo con il numero 31 Lacco entra con il numero 31 al posto di Di Matteo, ed è questa la novità di Breda in questo avvio di secondo tempo. Ricordiamo che era stato costretto a un cambio anche Serena e aveva fatto entrare per infortunio di Madonna Mario Rui proprio in apertura. Zsolt Lacko, classe 86, ungherese, centrocampista, ha già esordito in Serie A con la maglia della Sampdoria, ha giocato 9 partite in Serie A con la Sampdoria nel 2010-2011, poi ha giocato con la Sampdoria anche in B, insomma grande esperienza, e questa è la sua prima stagione a Vicenza. È entrato dunque l'ungherese Lacko al posto di Di Matteo ed è cominciato il secondo tempo. Ripassiamo velocemente le formazioni. Vicenza dunque con Coser tra i pali, in difesa Brighenti, Martinelli, Pisano e Lacko, a centrocampo Padalino, Giandonato e Castiglia, in attacco Semioli, Giacomelli e Pinardi. Per quanto riguarda lo Spezia, in porta Jacobucci, difesa con Piccini, Benedetti, Goian e Mario Rui, centrocampo Bovo, Porcari e Mandorlini, Krisetig alle spalle di Antenucci e Okaka. Calcio di punizione, il primo di questo secondo tempo in favore dello Spezia, che ricordiamo vince 2-0 grazie ai gol di Porcari e di Benedetti. Intanto abbiamo rivisto la trattenuta prolungata ai danni di Okaka da parte di Giandonato, addirittura si aggrappa ai pantaloncini dell'avversario Giandonato. Calcio di punizione in favore dello Spezia. Krisetig, il giocatore che è finito a terra perché dopo l'azione di Okaka, intervento di Giandonato anche su Krisetig che rimane giù. Terzo infortunio dall'inizio della partita. C'è bisogno ancora dell'intervento della Barella per controllare le condizioni di Krisetig. Inquadrato intanto Roberto Breda, prima stagione a Vicenza e panchina numero 69 della sua carriera in Serie B. Breda che fu esonerato dalla Reggina proprio un anno fa alla 21esima giornata. A Vicenza finora ha tenuto dritta, salda la barra del timone per quanto riguarda la guida tecnica. Ricordiamo esonerò 3 allenatori l'anno scorso e poi retrocesse in prima divisione, fu salvato solo dal ripescaggio per l'illecito sportivo del Lecce.
altrimenti avrebbe giocato la prima divisione il Vicenza, anzi erano già stati stampati i calendari della Serie B con il Lecce, che poi fu retrocesso per illecito sportivo. Intanto viene accompagnato fuori Krisetig, vedremo se dovrà essere sostituito il rifinitore Scuola Inter classe 93. Cambio naturale sarebbe con Davide Di Gennaro, che anzi era previsto come titolare in campo e all'ultimo invece ha giocato come titolare Krisetic, che adesso lascia il campo in Barella. Stanno già preparando il cambio gli uomini della panchina spezzina, vedremo se Krisetic ce la farà a tornare in campo. Intanto è pronto Porcari a battere il calcio di punizione, l'autore del primo gol dello Spezia. Porcari va a cercare Antenucci, lotta con Brighenti, ancora Antenucci, Bovo prova a mettere dentro, regala il pallone a Giandonato, cambio di gioco, è troppo lungo il pallone per Pinardi, ci sarà rimessa laterale in favore dello Spezia. Con le mani Piccini, è stato fermato Bovo, mentre non arrivano segnali confortanti per quanto riguarda Krisetic, che dovrà essere sostituito. Batte Porcari, lo Spezia è momentaneamente in 10, fuori Krisetic, all'indietro Piccini, Gojan, si prepara proprio Davide Di Gennaro ad entrare sul terreno di gioco. Okaka, insiste Okaka, poi Bovo, palla sul destro, prova e manda sul fondo Andrea Bovo. Pronto dunque il cambio con l'ingresso di Di Gennaro, sostituisce Krisetic al quinto minuto del secondo tempo. C'è anche una componente di sfortuna contro la quale sta giocando lo Spezia, che ha perso due uomini per infortunio, prima Madonna, adesso Krisetic. Sono entrati Mario Rui all'inizio della partita e adesso Di Gennaro. Antenucci, primo pallone per Di Gennaro che lotta con Pinardi, insiste Di Gennaro, se ne va molto bene il ragazzo Scuola Milan. Okaka, troppo affrettato il passaggio di ritorno di Okaka con il Vicenza che torna in avanti, lancio per Giacomelli, la tocca leggermente Piccini, può intervenire senza difficoltà Iacobucci e riparte lo Spezia da Gojan. Padalino dopo il colpo di testa di Giandonato, ancora Padalino, fallo di Bovo, di Mandorlini scusate, calcio di punizione in favore della formazione vicentina. Padalino, Giandonato, Lacco, Pinardi, insiste Pinardi, fermato Pinardi, calcio di punizione, toccato col gomito il pallone Alex Pinardi. Ci sarà calcio di punizione in favore dello Spezia. Rivediamo l'intervento con la mano, un po' anche col gomito da parte di Alex Pinardi. Sta per battere Benedetti, autore del secondo gol, con cui lo Spezia ha rafforzato il suo vantaggio sul Vicenza. Porcari, Piccini, interrompe l'azione di Piccini Pinardi, poi riconquista con le cattive il pallone Piccini, commette fallo e intanto sta per entrare Plasmati e dunque secondo cambio da parte del Vicenza con Gianvito Plasmati al posto di Pinardi. Una punta vera come Plasmati, un ariete al posto di Alex Pinardi. Il cambio è avvenuto al settimo del secondo tempo. C'è bisogno di più peso, più presenza in area di rigore per provare a riequilibrare una partita che finora sorride allo Spezia di Michele Serena. Okaka, Antenucci, ancora Antenucci, va da solo, sta arrivando Okaka, servito sulla corsa. Okaka, intervento di Lacco, batte lungo col sinistro l'ungherese a cercare proprio Plasmati, anticipato da Gojan. Mandorlini,
Mario Rui sta arrivando, è stato fermato il pallone e poi messo in angolo da Koser sul retropassaggio di Gian Donato. Koser, evidentemente non in giornata particolarmente luminosa, manda in angolo ed è il primo calcio d'angolo del secondo tempo, il terzo complessivo per lo Spezia. Sta per battere Porcari, salito ancora Benedetti, parte il pallone con tentativo di deviazione verso Okaka, allontana Gian Donato, provava a calciare Mandorlini, è ripartito Padalino, ferma Porcari, poi Di Gennaro, la protesta di Padalino, voleva il calcio di punizione, si è spiegato con Porcari, lo Spezia torna in avanti con Di Gennaro che scambia con Porcari, tocco all'indietro di Mario Rui, poi Gojan, Benedetti, Porcari, Okaka, profondità per l'inserimento di Antenucci, tocco all'indietro da parte di Pisano, rinvio difettoso da parte di Koser, poi Castiglia, Porcari, è troppo lungo per Piccini questo pallone che Lacco prova a scaraventare lontano trovando la deviazione di Piccini. Ci sarà rimessa laterale in favore del Vicenza con l'ungherese ex Sampdoria, ancora Lacco, Martinelli, Gian Donato, può partire Brighenti, lo accompagna centralmente Padalino, appoggio sulla destra verso Semioli, fermato Semioli dall'ottimo recupero di Mandorlini che sta giocando una partita di grande sostanza, di grande temperamento, buona, praticamente al di sopra della sufficienza la prestazione finora di Matteo Mandorlini. Di Gennaro, ancora Mandorlini, ha avuto anche un'occasione per segnare di testa, bella parata di Koser, Antenucci prova a mettere dentro per Okaka, anticipato da Martinelli, ci sarà rimessa laterale in favore dello Spezia. Sono passati i primi 10 minuti del secondo tempo, sempre con la squadra di Michele Serena in vantaggio per 2-0. Di Gennaro, scambiato con Mandorlini, ancora Di Gennaro, stavolta all'indietro per Gojan che va dal suo portiere Iacobucci, Porcari, ancora Gojan, Antenucci, Porcari, Mario Rui, profondità il portoghese ma regala il pallone a Brighenti, Pisano, Gian Donato, Lacco, lancio dell'ungherese, colpo di testa di Benedetti, poi quello di Gojan, Porcari gioca con grande serenità, con grande disinvoltura lo Spezia, c'è stato il fallo su Porcari, lo ha commesso Castiglia, abbiamo rivisto l'intervento falloso da parte di Luca Castiglia, il calcio di punizione in favore dello Spezia battuto da Benedetti. Piccini, Di Gennaro, non ci può arrivare Antenucci, era comunque tenuto lì da Martinelli. Koser per il rinvio a cercare la testa di Plasmati, arriva Gojan, poi arriva Giacomelli, fermato dall'ottimo intervento di Piccini. Insiste Piccini, finisce a terra ma non c'è fallo da parte di Semioli, quindi rimessa laterale per il Vicenza con Lacco, Semioli, ancora Lacco, Giacomelli, Giacomelli a terra, stavolta l'intervento di Baracani, il fallo era di Bovo, calcio di punizione in favore del Vicenza, si è rialzato subito Giacomelli. Calcio di punizione, cerca il gol che possa riaccendere le speranze. Il Vicenza difende il suo vantaggio di 2-0. Lo Spezia di Michele Serena è pronto a battere Gian Donato. Occhio a Plasmati, la palla è per lui, colpo di testa e gol del 2-1. Martinelli accorcia le distanze e si va sul 2-1, proprio Martinelli, il capitano che aveva mancato il gol nel primo tempo, lo segna adesso.
il numero 5. Ha segnato Daniele Martinelli e siamo sul 2-1 per lo Spezia. Il gol arriva esattamente al 13° del secondo tempo. Tutti a tenere d'occhio Plasmati. Martinelli si è liberato anticipando anche il suo centravanti e mettendo dentro il pallone del 2-1. Primo gol in campionato anche per Daniele Martinelli, che riaccende le speranze del Vicenza e si fa perdonare in qualche modo l'indecisione del primo tempo, quando in acrobazia aveva avuto la possibilità già nel primo tempo di accorciare le distanze. Vicenza 1, Spezia 2. Attacca Semioli, un gol che darà sicuramente coraggio alla squadra di Breda. Per il momento però attacca Piccini. Piccini va a cercare Okaka, dall'altra parte c'è Antenucci, ancora Okaka, Di Gennaro sinistro, Di Gennaro! 3-1 Spezia, ha segnato Di Gennaro, gran gol quello del ragazzo Scuola Milan che ha fulminato Coser nell'angolino. Gran gol di Di Gennaro, non è passato neanche un minuto, appena il tempo di rimettere il pallone al centro e Di Gennaro fa il 3-1 per lo Spezia. Gran sinistro nell'angolino per Di Gennaro, si tratta del 6° gol in campionato. 4 ne ha firmati dal dischetto, ma questo è probabilmente il suo gol più bello della stagione. Di Gennaro dunque al 14°, un minuto dopo la rete di Martinelli, riporta a +2 lo Spezia, che adesso è sul 3-1. Stava pregustando una partita tutta d'attacco il Vicenza per provare ad arrivare al 2-2, è arrivato subito invece il 3-1 per lo Spezia. Torna di nuovo in avanti la squadra di Breda con Padalino, ferma tutto Gojan. Giandonato, ancora Di Gennaro, ancora Padalino che subentra. Brighenti, Padalino, controllo difettoso, ne approfitta Mandorlini per far ripartire Antenucci. Insiste Antenucci, Di Gennaro ferma tutto Martinelli, prova a portarsi di nuovo in avanti il capitano Padalino, palla di ritorno per Martinelli, fermato dalla scivolata in fallo laterale di Gojan. È rimasto a terra il romeno, veramente si sono fatti male tutti e due, sia Gojan che Martinelli. È fallo, dice Martinelli nei confronti di Gojan. L'arbitro non ha fischiato. Abbiamo rivisto l'intervento di Gojan su Martinelli. Vicenza 1, Spezia 3, e questa la situazione al 15° del secondo tempo. Pochi istanti dopo la rete del 2-1 firmata Martinelli è arrivato il 3-1 di Di Gennaro. Mandorlini a vuoto, Giacomelli fermato, palla bloccata da Iacobucci. Per un attimo Giacomelli ha avuto la possibilità di cercare il tiro in porta o la deviazione al centro area dove attendeva Plasmati. Rinvio di Iacobucci. Antenucci è saltato insieme a Brighenti, palla in fallo laterale e rimessa per il Vicenza. Giandonato, Plasmati prova a mettere dentro per Giacomelli, ferma tutto però con grande bravura Benedetti, poi Di Gennaro. Antenucci, Porcari prova a partire Bovo, la palla è un po' troppo lunga, la ferma Lacco. Semioli, ora Semioli, Lacco prova a mettere il pallone dentro, ha sbagliato il cross l'ungherese ex Sampdoria, è pronto alla rimessa Iacobucci ed è pronto ad entrare anche Malongà. Sarà il terzo e ultimo cambio di Roberto Breda. Un'altra punta dunque per cercare il tutto per tutto. Ci sono 2 gol da rimontare per il Vicenza. Non aveva fatto in tempo a portarsi sul 2-1, che ha visto Di Gennaro segnare il gol del 3-1. Okaka, insiste Okaka, si è liberato di Castiglia, ancora Okaka, dentro per Antenucci, non passa il pallone, ha chiuso tutto Martinelli, poi Pisano, Lacco. Giandonato fermato dall'intervento di Porcari, voleva il calcio di punizione il Vicenza. Castiglia, Plasmati, Giacomelli, ancora Giacomelli, prova ad andare da solo Giacomelli,
insiste Giacomelli, prova a mettere dentro per Plasmati, l'anticipo di Gojan, alla fine ha fatto bene lui, azione caparbia, testarda di Giacomelli. Qui c'è il giallo per Porcari. Abbiamo rivisto la chiusura di Gojan sull'iniziativa di Giacomelli. Porcari è stato ammonito per il fallo precedente, non è diffidato Porcari. Finora l'unico diffidato che è stato ammonito è Brighenti, che salterà Cesena Vicenza alla ripresa del campionato. Entra Malongà, esce Semioli. Terzo e ultimo cambio dunque da parte di Breda, fuori Semioli, dentro Malongà. Il cambio avviene al 18° di questo secondo tempo. Cross di Giacomelli, salta Plasmati, è rimasto a terra Gojan dopo lo scontro con Iacobucci. E adesso nuovo intervento in campo del personale medico. Si sono fatti male, si sono scontrati Gojan e Iacobucci, sono a terra tutti e due, il portiere però si sta rialzando. Rivediamo il cross di Giacomelli e lo scontro duro tra Iacobucci e Gojan. Sta male anche Iacobucci, ma Gojan adesso viene rialzato, il difensore centrale romeno, e si preannuncia un recupero ancora abbastanza lungo in questo secondo tempo. Problemi per Iacobucci dopo lo scontro con Gojan. Tutto risolto fortunatamente, nessun problema per Gojan e per Iacobucci. Calcio di punizione è stato battuto da Piccini, allontana Pisano. Bovo lanciava sulla fascia Antenucci, che però non era scattato. Allora Martinelli gioca all'indietro per Coser, rinvio del portiere. Giacomelli prova a mettere giù il pallone, fermato da Piccini. Ottima anche la prova del difensore di fascia destra, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Cristiano Piccini, classe 92. Abbiamo segnalato la linea verde dello Spezia, oggi Iacobucci del 91, Piccini del 92 come Benedetti, e poi Krisetig del 93 che è uscito lasciando il suo posto a Di Gennaro. Plasmati, Malongà, cambio di gioco per l'inserimento di Padalino, sta accompagnando anche Brighenti. Eccolo il cross di Brighenti per Plasmati, anticipato da Gojan. Padalino rimette dentro, ancora uno scontro stavolta tra Benedetti e Iacobucci. Ha avuto la meglio Benedetti, mandando il pallone in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, possibilità per Giacomelli con la grande risposta di Iacobucci per due volte anche su Malongà. Doppio intervento prodigioso di Iacobucci, prima su Giacomelli poi su Malongà. Seguiamo l'attacco di Antenucci, prova ad andarsene, viene fermato da Pisano. Ancora Antenucci, grande occasione per il Vicenza. Qui il pallone è stato deviato da Padalino, ma arriva ugualmente a Di Gennaro. C'è Okaka in area di rigore. Di Gennaro allontana Giandonato. Porcari, tiro respinto, ancora Porcari. Mario Rui, Di Gennaro, grande opportunità quella che ha avuto il Vicenza poco fa. Prova Di Gennaro, palla sul fondo. Vicenza continua a crederci, continua a lottare per accorciare le distanze nei confronti dello Spezia. Qui rivediamo Malongà, primo tiro di Giacomelli, grande riflesso da parte del portiere Iacobucci, che poi si ripete anche su Malongà. Sta attaccando Padalino. Brighenti dentro, una deviazione di Gojan in angolo. Diventano 8 i calci d'angolo in favore del Vicenza, sempre sotto di 2 gol la squadra di Breda. Battuta di Padalino, tiro di Martinelli, Malongà in acrobazia, palla sul fondo e c'è rimessa per Iacobucci.
Ha portato comunque stazza fisica all'ingresso di Plasmati e vivacità quello di Dominique Malonga. Stiamo rivedendo il tentativo proprio di Malonga. Sul rinvio il controllo da parte di Okaka. Sta arrivando Di Gennaro, fermato però da Lacko. Poi svirgola Benedetti. Ci sarà rimessa laterale ancora in favore del Vicenza. Siamo a metà del secondo tempo, sempre 3-1 per lo Spezia. Giacomelli prova ad andarsene, lo ferma Bovo. Lacko. Apertura di Castiglia per Brighenti. Giandonato. Troppo lungo per Malonga, ha messo Piccini in calcio d'angolo perché non sapeva esattamente dove si trovasse Giacomelli alle sue spalle e ha preferito non rischiare. Calcio d'angolo numero 9 in favore del Vicenza. Sta per battere Giacomelli. In area si è portato di nuovo Martinelli, poi Giacomelli lascia il pallone a Lacko e si porta a sua volta in area di rigore. Ecco lo spiovente, il tentativo di Plasmati, l'acrobazia di Mandorlini. Pisano, cercare ancora Lacko, lascia passare il pallone Bovo e la rimessa laterale stavolta sarà in favore dello Spezia con Piccini. Porcari, ancora Piccini, batte lungo verso Antenucci, l'anticipo di Pisano, poi Gojan svetta in vantaggio su Plasmati. Padalino, Brighenti, troppo corto il pallone di Brighenti, ne approfitta Di Gennaro, poi Porcari, troppo lungo per Antenucci. Può ripartire il Vicenza con il suo capitano, anzi con Pisano, mentre c'è stato ancora un anticipo, quello di Benedetti su Malonga. Con le mani Lacko, Castiglia, ancora Lacko, Malonga, palla di ritorno per Lacko che finisce a terra e c'è anche il giallo per Bovo. Monito Bovo, non è diffidato. Rivediamo lo scatto di Lacko, l'abbraccio che gli riserva Andrea Bovo per un calcio di punizione in favore del Vicenza. Pressione che con un altro gol del Vicenza potrebbe di nuovo cambiare la partita. Ha ancora molto da spendere e ci crede la squadra di Roberto Breda, che però di gol ne deve rimontare 2. Pronto a battere Giandonato, sul pallone anche Malonga, sta allontanando Giacomelli, si allontana anche il francese e allora sarà Giandonato a provare a mettere il pallone in area o a calciare in porta, più o meno dalla posizione dalla quale ha fatto gol nel primo tempo Porcari. Quattro uomini in barriera, tutto pronto, parte Giandonato, ha respinto Antenucci, ancora Giandonato, allontana Porcari, Castiglia, Brighenti. Prova lo stesso il traversone Brighenti a cercare la testa di Giacomelli, finito a terra Giacomelli, mette fuori Piccini, è pronto a partire Okaka, 3 contro 3 per lo Spezia con Okaka. Si è fermato Okaka. Vediamo se prova a girare il pallone per Antenucci. Antenucci, ancora Antenucci che rientra. Antenucci, la respinta di Koser. Poi Okaka col destro sul fondo. Che occasione per lo Spezia. Poteva portarsi sul 4-1 la squadra di Serena. Bella l'intuizione di Okaka per Antenucci che si prepara bene ma calcia sui piedi del portiere. E poi Okaka manda il pallone in curva. Ora un giocatore a terra con l'ingresso in campo di nuovo. Rivediamo Giacomelli che salta qui con Piccini e rimane a terra proprio Giacomelli, attaccante perugino, classe 90, l'anno scorso prima a Pescara con Zeman e poi alla Ternana in prima divisione. Si sta rialzando Giacomelli, ricordiamo il Vicenza ha effettuato i suoi 3 cambi. Mancano 18 minuti più recupero alla fine della partita. Insomma deve farcela Giacomelli per non lasciare i suoi compagni in 10.
Guarda l'orologio Breda, ci sarà anche in questo secondo tempo un recupero abbastanza lungo, diciamo all'incirca sui 5 minuti. Rinvio di Koser, Malonga si porta via il pallone Bovo, poi l'intervento di Lacko, recupera Malonga che, ripetiamo, è il miglior realizzatore della squadra vicentina, 6 gol sui 23 complessivamente messi a segno dalla squadra di Breda. Martinelli, Lacko, scivolata di Bovo, palla ancora buona per il Vicenza, abbandonato, è rimasto a terra Porcari, anzi Di Matteo, palla lunga intanto per Plasmati, sta arrivando Malonga, l'intervento con un'ottima diagonale difensiva da parte di Benedetti e rimessa laterale in favore del Vicenza con Padalino che poi lascia a Brighenti, con le mani Brighenti a cercare Plasmati, deviazione di Plasmati, l'uscita di Iacobucci in anticipo su Malonga, fatto la torre qui nel vero senso della parola Plasmati per Malonga, intervento di Iacobucci e Spezia che torna in avanti con Mandorlini. Qui sbaglia il passaggio però per Antenucci. Koser, Martinelli, Lacko, pressing alto da parte dello Spezia, ancora Martinelli disturbato da Di Gennaro, Giandonato che rinvia, Bovo, ancora Bovo, Okaka, ci ha pensato troppo Okaka, è stato fermato da Castiglia. Plasmati, ancora Castiglia, Plasmati va giù, è rientrato intanto anche se zoppicante Giacomelli, adesso zoppica anche Plasmati, mentre Di Gennaro alla fine appoggia su Piccini che perde il pallone, rimessa laterale affidata a Lacko, lo scatto di Giacomelli, chiude Benedetti, rimessa favorevole alla squadra di Breda, ancora con Giacomelli. Lacko, palla troppo bassa, ha trovato sulla traiettoria la deviazione di Porcari. Giacomelli, lotta con Piccini, allontanato il pallone Porcari, nuova rimessa per la squadra vicentina, ancora con Martinelli, capitano che ha segnato il gol del 3-1. Qui calcio d'angolo, il 10° in favore del Vicenza, di gol ne ha segnati 24 la squadra vicentina, un quarto dunque porta la firma di Malonga. È pronto a battere Lacko, occhio a Plasmati, occhio naturalmente a Martinelli, prova Plasmati, lascia il pallone lì, nessuno però sul secondo palo pronto ad approfittarne. Dorlini, Porcari, ancora Mandorlini, colpo di testa di Pisano, Martinelli che riapre subito verso Giacomelli. È cominciato l'ultimo quarto d'ora della partita, sempre 3-1 il punteggio in favore dello Spezia. Castiglia, Giacomelli, ancora Castiglia, Plasmati non riesce ad intervenire, può ripartire Di Gennaro. Lancio era per Okaka, ha fermato tutto Lacko, poi Giandonato, lancio per Plasmati, ancora Plasmati che mette giù, ottimo il recupero da parte di Benedetti in fallo laterale, ottima la partita anche di Simone Benedetti, tra l'altro era stato fermato lo spunto di Plasmati colto in fuorigioco dalla bandierina dell'assistente Colella, quindi calcio di punizione in favore dello Spezia che sta per battere Iacobucci. Okaka, toccato lui per ultimo, per questo motivo la rimessa è stata assegnata al Vicenza con Lacko. Adesso Giandonato, Brighenti, palla lunga a cercare ancora la testa di Plasmati, sposta il pallone Plasmati, Giacomelli però qui era troppo vicino al suo centravanti, non poteva in nessun modo intervenire. È pronto ancora Iacobucci, con calma il portiere Alessandro Iacobucci per il rinvio al 32° del secondo tempo. Martinelli, Bovo, Di Gennaro,
Prova per passare il pallone per Antenucci, ancora Bovo che stavolta riapre a sinistra nella zona di Mario Rui. Gojan, Mario Rui cerca lo scambio con Mandorlini, è arrivato Padalino, riesce a difendere il pallone Padalino, poi Giandonato, ancora un lancio lungo, troppo profondo per Plasmati, questo è un pallone regalato a Iacobucci. Nessuna difficoltà per lo Spezia che sta cercando di raffreddare un po' la vivacità del Vicenza, soprattutto dopo gli ingressi in campo di Plasmati e di Malongà. Finora ha tenuto bene il confronto, lasciando soltanto a Martinelli su un calcio piazzato la possibilità di accorciare le distanze. Poi subito dopo il gol di Di Gennaro ha riportato a +2 lo Spezia. Abbiamo visto la situazione mentre rimette il pallone in gioco Piccini, Bovo, Okaka in fuorigioco. Fuorigioco di Stefano Okaka, bersaglio 3 volte in questa stagione, ma beniamino del pubblico dello stadio Alberto Picco anche per l'impegno con cui si dà da fare a beneficio della squadra. Martinelli, Lacco, Giacomelli, fallo di Piccini, calcio di punizione in favore del Vicenza, sta per battere Giacomelli che poi si allontana e lascia a Giandonato. Pisano, Padalino, Brighenti, ancora Giandonato, Plasmati è stato anticipato da Gojan, autore di un'ottima prestazione, la partenza di Okaka, poi si allunga il pallone, c'era il recupero di Castiglia del quale non si è accorto Okaka, riparte Giacomelli, lo ferma Piccini, può partire ancora lo Spezia con Piccini, c'è ad accompagnare Okaka, sta arrivando anche Antenucci dall'altra parte, lo sprint di Piccini, supera Lacco, ancora Piccini, tutto il campo, poi sbaglia il suggerimento all'indietro per Okaka, di nuovo la possibilità per il Vicenza con Giandonato, il lancio per Malongà, ancora Malongà, prova ad andarsene, prova a sfuggire a Gojan, Malongà, assiste l'attaccante francese, poi Giandonato, prova Giandonato a mettere dentro, altro pallone regalato a Iacobucci. E questi fischi che sentite esprimono la disapprovazione del pubblico vicentino, una squadra che, ripetiamo, le occasioni le ha avute, ma oltre a scontare un divario abbastanza grande, abbastanza importante nei confronti dello Spezia, ha anche dimostrato errori di mira notevoli. Qui intanto il rinvio di Iacobucci, ci riferiamo naturalmente alle occasioni del primo tempo, quella per Martinelli e poi per Pinardi dal limite dell'area di rigore. Lacco, Giacomelli, ancora Lacco, ancora Giacomelli, Malongà, pallone però era facile preda di Benedetti, poi ancora Giandonato, ancora Giacomelli, prova a mettere in area, ha fermato tutto Bovo, di nuovo Giacomelli per il cross, Padalino prova ad entrare all'altezza del secondo palo e guadagna l'11° calcio d'angolo in favore del Vicenza, ha trovato la deviazione Padalino e quindi il calcio d'angolo sull'intervento di Mario Rui, colpo di testa di Padalino, deviazione di Mario Rui che si è anche fatto male. Calcio d'angolo numero 11 per il Vicenza, occhio a Martinelli e a Plasmati, i più pericolosi, tutto da rifare intanto, dice l'arbitro Baracani, perché Plasmati e Gojan si stavano affrontando in maniera troppo decisa. Malongà, Giacomelli, Plasmati più Martinelli e Castiglia all'interno dell'area di rigore, è salito anche Lacco, prova Malongà, la palla è ancora buona per Martinelli, palla che è rimasta all'interno del terreno di gioco, insiste Martinelli, Giacomelli prova a prolungare e poi un attimo prima di Lacco, dopo il tocco di Okaka,
c'è stato il rinvio della difesa spezzina. Pisano riapre, Plasmati mette giù, Malongà finisce a terra, calcio di rigore per il Vicenza e giallo per Piccini. Calcio di rigore per il Vicenza, può essere un'altra svolta della partita. Vanno a protestare tutti i giocatori dello Spezia. Baracani, che era vicinissimo, non ha avuto dubbi. Giallo per Piccini e calcio di rigore. Rivediamo la trattenuta su Malongà. È stato ammonito, lo ripetiamo, Piccini, che era diffidato e salterà dunque Spezia Verona, ed è stato assegnato il calcio di rigore. Si è subito impossessato del pallone Malongà, che cercherà la trasformazione che può rimettere in corsa per un risultato positivo la squadra di Roberto Breda. Ci sono da giocare ancora 7 minuti più un recupero che si annuncia abbastanza lungo, e sul dischetto c'è Dominique Malongà. Tutto pronto, parte Malongà, 3-2, il Vicenza torna in corsa con la rete di Malongà dal dischetto. 7 gol in campionato per Dominique Malongà, che riporta il Vicenza sotto di 1 quando siamo al 38esimo del secondo tempo. Vicenza 2, Spezia 3, ha segnato Malongà, salendo a quota 7 in classifica marcatori. E adesso finale palpitante, quello che ci apprestiamo a vivere insieme allo stadio Romeo Menti. Avevamo detto il Vicenza non si è mai arreso, certo di tempo ne resta poco, ma considerato che ci aspetta un recupero abbastanza lungo come nel primo tempo, possiamo ancora vedere suspense, thrilling qui al Romeo Menti tra Vicenza e Spezia. Un solo gol di vantaggio per la squadra spezzina, lancio di Di Gennaro, Okaka è stato anticipato e ha commesso anche fallo, quindi calcio di punizione in favore del Vicenza. Il fallo di Okaka era su Pisano, punizione che sta per battere Coser. Brighenti, subito la palla lunga a cercare Plasmati, rinvio di Gojan. Plasmati in mezzo a due, è stato fermato Plasmati, riparte Antenucci. Piccini, come detto, ammonito, salterà la partita col Verona. Fuori gioco di Okaka, e quindi calcio di punizione già battuto ma da ripetere. Palla in movimento, dice l'arbitro Baracani, punizione da ripetere per il Vicenza. Stanno per cominciare gli ultimi 5 minuti del tempo regolamentare allo Stadio Menti. Padalino, Malongà, ancora Malongà, messo giù, non c'è fallo, riparte allora lo Spezia con Mario Rui. La velocità del portoghese, attaccato da Brighenti. Già ammonito Brighenti. E qui ha rischiato davvero grosso Brighenti, perché si è disinteressato dell'avversario. Questo è il precedente intervento di Rui su Malongà. Calcio di punizione, nessun provvedimento per Brighenti, che era già stato ammonito. Di Gennaro dentro per Antenucci, la tocca di testa debolmente, ma era in fuorigioco. Punizione già battuta da Coser. Torna in avanti il Vicenza. Adesso la disapprovazione e i fischi del pubblico del Menti si sono trasformati in incoraggiamento per questo finale della squadra di Breda, che attacca con Plasmati. Giandonato, Lacco, prova l'ungherese, un cross che non gli riesce, allontana Mandorlini. Poi Di Gennaro scaraventa lontano, è pronto ad entrare Pasini nello Spezia. Nicola Pasini, difensore, classe 91, un altro giovanissimo dunque, che sta per essere mandato in campo da Serena. Colpo di testa di Piccini, la palla buona per Giacomelli. Giacomelli prova a mettere in area, la conclusione di Lacco, poi Plasmati anticipato e Padalino che non riesce a trovare la porta. Una grande occasione prima per Castiglia, poi per Plasmati. Adesso intanto arriva il cambio dello Spezia con Pasini pronto ad entrare in campo al posto di Antenucci. Fuori Antenucci, dentro Pasini. Il cambio avviene al 42esimo del secondo tempo. Poco fa una palla gol per il Vicenza. Partita davvero non noiosa, assolutamente non noiosa, con tanti capovolgimenti di fronte e con il Vicenza che prova comunque a pareggiare
fuori Antenucci, dentro con il numero 5 Nicola Pasini. Blindare ancora di più il pacchetto arretrato Michele Serena, difesa a 5 adesso quella dello Spezia in questo finale in cui la squadra spezzina difende il suo vantaggio di un gol. Porcari, poi il rinvio di Mario Rui. Okaka, la palla è fuori, la rimessa laterale è stata già effettuata da Martinelli verso Pisano, sinistro di Pisano a cercare Plasmati, solito duello con Gojan che va in anticipo, ancora Gojan a terra, il rinvio di Benedetti aveva già fischiato però Baracani, calcio di punizione in favore dello Spezia, ancora 2 minuti, poi la segnalazione del recupero. Abbiamo rivisto il fallo di Gianvito Plasmati su Gojan, pronto a battere Jacobucci. Finale concitato anche sulle panchine. Un gol di vantaggio per lo Spezia. A vuoto Okaka. Martinelli all'indietro, Koser. Rinvio col brivido e palla in fallo laterale per la rimessa in favore dello Spezia. Qui hanno permesso allo Spezia, quelli del Vicenza, di rimanere in zona d'attacco di Gennaro. Piccini, poi il rinvio di Lacco, viene incontro Plasmati, attaccato da Gojan. Padalino, ancora Padalino dentro per Castiglia, insiste Castiglia, poi allontana con un'ottima diagonale difensiva Mario Rui. La rimessa in favore del Vicenza con Giacomelli. Lacco, Giacomelli non riesce a tenere lì il pallone, che Piccini gioca ancora all'indietro. Il rinvio di Pasini. Pisano, ora il sinistro di Pisano, la palla lunga per Plasmati, tocca Plasmati, arriva Padalino, respinge Gojan, poi Mandorlini scaraventa lontano. Martinelli, Lacco, Brighenti, si sta allargando sulla destra Malonga, servito il francese che ha segnato su rigore il secondo gol del Vicenza. Ancora Malonga, ottima la scivolata di Mandorlini e poi finisce giù nel contrasto con Giandonato. C'è calcio di punizione in favore dello Spezia. Siamo nell'ultimo minuto del secondo tempo, Vicenza 2, Spezia 3. Abbiamo rivisto il fallo di Giandonato su Mandorlini. Calcio di punizione, Mandorlini autore di un'ottima partita. Pronto a battere Mario Rui. Okaka ha lasciato il pallone lì, non è riuscito a servire Di Gennaro. Malonga, lancio di Brighenti, lo scatto di Padalino, chiude tutto Gojan, ha recuperato Castiglia. 5 minuti di recupero, lo scatto di Padalino è stato fermato ancora da Pasini che ha mandato il pallone verso Okaka. Poi il lancio di Bovo, Di Gennaro deve mettere giù il pallone, è stato fermato però da Brighenti. La rimessa laterale è dello Spezia, voleva anche il calcio di punizione di Gennaro. Brighenti non è d'accordo sul fatto che fallo laterale sia in favore dello Spezia e invece sembra proprio lui, Nicolò Brighenti, il giocatore che tocca per ultimo il pallone. Rimessa laterale e dunque ancora 5 minuti da giocare allo Stadio Menti sul punteggio di 3-2 in favore dello Spezia. Okaka, colpito di testa Martinelli, poi Brighenti che allontana. Ora il Vicenza chiude tutto rinviando il pallone Pasini. Poi lo scatto di Okaka, ha rubato il tempo e il pallone a Martinelli, insiste Okaka, c'è nessuno a dargli una mano, arriva però Brighenti a mettere in fallo laterale. Questa è una buona opportunità perché può tenere palla lo Spezia. Sembrava persa la possibilità di attacco per la squadra di Serena. La deviazione di Brighenti ha dato una rimessa laterale allo Spezia e adesso invece è Okaka che tocca per ultimo. Pisano, Lacco, ancora Pisano, viene incontro Giacomelli, fermato Giacomelli, di nuovo la battuta lunga da parte di Pisano. Porcari, ancora Pisano di testa, Giandonato,
prova lungo Giandonato, controlla senza difficoltà Pasini e lascia intervenire Iacobucci. Sono passati 2 dei 5 minuti di recupero decisi dall'arbitro Baracani, sempre 3-2 per lo Spezia. Sta conquistando una vittoria preziosa per chiudere l'anno nel migliore dei modi. La squadra di Michele Serena si riavvicinerebbe alla zona playoff. La palla lunga con il tentativo di Di Gennaro che era contrastato da Castiglia. La rimessa laterale è in favore del Vicenza, da Lacco scusate, poi Pisano batte lungo, deviazione di Di Gennaro, ancora Lacco di testa. Salta Giacomelli anticipato da Porcari, poi Bovo, ancora una rimessa laterale favorevole alla squadra di Breda. Con le mani Lacco, provato a prolungare Castiglia per Malongà, arriva Pasini e mette in fallo laterale per la rimessa, arriva Lacco, arriva anche Brighenti, tutti a saltare all'interno dell'area di rigore. La rimessa lunga di Nicolò Brighenti, vediamo se funziona in questa circostanza. Palla lunga, palla dentro, allontanata, poi il tentativo fuori di Castiglia. Sul fondo il destro del centrocampista vicentino, si è messo la maglia a coprire la faccia. Luca Castiglia, classe 89, il suo tiro di destro sul fondo. Il rinvio di Iacobucci, sta per cominciare l'ultimo minuto del recupero e quindi l'ultimo minuto definitivo al Romeo Menti sul punteggio di 3-2 per lo Spezia. Colpo di testa di Martinelli, Padalino lo va a prendere Mandorlini, insiste Padalino, la palla è finita fuori, non c'è fallo di Mandorlini, rimessa laterale favorevole allo Spezia. Okaka, ancora una rimessa laterale affidata a Mario Rui mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di recupero allo Stadio Menti. Lotta di Gennaro con 2 avversari, tocco all'indietro di Martinelli, Pisano, Lacco, l'ultimo assalto verso la porta di Iacobucci, salta Plasmati, Malongà prova a controllare, poi il rinvio di Mario Rui, di testa Lacco, salta Mandorlini, lotta con Padalino, palla buona per Brighenti, lo va a disturbare Okaka, rinvio di Porcari, è rimasto a terra il giocatore del Vicenza, fallo di Okaka, punizione per la squadra vicentina proprio mentre scadono i 5, no, rimangono ancora 20 secondi da giocare e allora calcio di punizione in favore del Vicenza. L'assalto finale della squadra di Breda che cerca il 3-3, la battuta di Giandonato, Goian è stato anticipato, il colpo di testa di Castiglia è sul fondo. Un'opportunità ancora per Castiglia e adesso il fischio finale di Baracani. Ha vinto lo Spezia per 3-2, lo Spezia sale a quota 28 punti in classifica, un successo importante che mancava dall'8 di dicembre per Michele Serena con il 3-2 al Bari. Poi c'erano stati un pareggio 1-1 a Lanciano, 2 sconfitte consecutive. Lo Spezia torna a vedere aria di playoff. Per il Vicenza invece una sconfitta che allunga il momento negativo della squadra di Roberto Breda. Ci fermiamo qualche istante per il Super Spot. Partita emozionante allo stadio Romeo Menti, l'ha vinta lo Spezia, il Vicenza è rimasto in corsa fino all'ultimo, ha avuto le occasioni per centrare il rocambolesco 3-3 ma alla resa dei conti paga gli errori in zona tiro, soprattutto nel primo tempo, quelli di Martinelli e Pinardi, e paga comunque una differenza nei confronti dello Spezia, squadra superiore che è tornato ad essere brillante, intraprendente e deciso come ad inizio stagione. Ripetiamo che nel primo tempo avevano segnato Porcari e Benedetti, nel secondo tempo Martinelli ha accorciato le distanze per il Vicenza, poi Di Gennaro subito dopo ha rimesso le cose a posto per lo Spezia 3-1 e poi il rigore di Malongà ha dato l'illusione, la speranza alla squadra di Breda di poter arrivare a un risultato positivo nel finale, risultato positivo che non c'è stato. E dunque soli 3 punti nelle ultime 7 partite per la squadra vicentina. Vedremo quali saranno le decisioni della società
per il momento finisce qui il 2012 di Vicenza e Spezia, che torneranno in campo il 26 gennaio, ma sono ancora da decidere da parte della Lega di bwin anticipi e posticipi. Il Vicenza lo farà al Dino Manuzzi contro il Cesena, lo Spezia in casa allo stadio Alberto Picco contro il Verona. Allo stadio Romeo Menti dunque, mentre vediamo il riassunto statistico della partita, Vicenza 2, Spezia 3, grazie per averci seguito, il saluto di Massimo Tecca e tanti auguri di un felice 2013 a tutti. Naturalmente tra poco su Sky Sport 1 tutti i gol della giornata, la prima di ritorno e le interviste ai protagonisti delle squadre del campionato di Serie B Win. Grazie e buona continuazione dunque su Sky Sport.